Buone pratiche agronomiche e carichi animali proporzionati alle produzioni quantitative dei pascoli sono perciò la chiave non solo di una corretta manutenzione del paesaggio pastorale, ma anche della sostenibilità ambientale ed economica delle imprese armentizie. Così ben riconosciamo i pascoli erbacei da un lato e le formazioni silvane dall'altro. Esiste però una facies intermedia straordinariamente rappresentativa del paesaggio sardo: i meriagos, detti anche pradile, che sono il confine fra la prateria e il bosco. Con il nome di meriagos, da meriagu, logo e umbra inue subestiamine colas horas de galura, albero della grande chioma sotto cui le greggi si riparano dal sole estivo del meriggio, si indicano le formazioni a pascolo arborato di leccio, di sughera, di roverella oppure di olivastro, che esistono solo perché esistono gli ovini da latte. Queste formazioni sono molto instabili e, se abbandonate dai pastori, evolvono verso la macchia chiusa con perdita di biodiversità e capacità economica del sistema. Le pecore, per questioni di istinto naturale, cambiano per questioni di patogeni, zecche, pulci, e quindi devono spostarsi, non fanno sempre lo stesso meriago. Se tu gli lasci la libertà, se li scelgono loro e cambiano. Magari fanno 3-4 giorni qua, 3-4 giorni qua, oppure 20 giorni qua, e poi fanno un altro 20 giorni. Vedi come avviene? Vedi come è uno stadio ancora più avanzato. Ah, ok. Vedi, ci si può proprio entrare qua. E lì ci sono anche i rimasugli di quelli che erano i muretti, non avevano rete. Vedi come si... Adesso quando loro meriggeranno qua d'estate, mangiano tutti questi cespugli e puliscono. Un po' anche noi selezioniamo. Quindi è un'azione congiunta, vedi i segni della motosega? Qua siamo in alto, vedi, il vento, qualsiasi il vento spiri, ti arriva, che sia libeccio, che sia grecale, che sia tramontana, ventuestru, che sarebbe maestrale. Insomma, qua è ventilato a prescindere. La senti anche adesso, non è un giorno di vento, eppure vedi gli alberi, Sì. le chiome si muovono. D'estate un posto ventilato è l'ideale, perché c'è sempre un ricambio, essendo vicine, se stanno all'ombra, cercano il fresco, però ci deve essere il ricambio di aria e la stanno bene. E infatti, non essendoci muri o rete, loro se non stessero bene si sposterebbero a cercare un altro. Invece ci stanno, vuol dire che è azzeccato.